Non è il governo romano a stanziare i fondi per il servizio civile universale in Veneto, ma la regione, fa notare la consigliera regionale Erika Baldin. Infatti il Dipartimento Nazionale per il Servizio Civile aveva comunicato alla Regione Veneto che a fronte di una richiesta complessiva per 2.337 operatori ed operatrici di servizio civile universale, ne avrebbe finanziato solo 1.709, cioè il 73%. Fortunatamente, dichiara Baldin, la giunta di Luca Zaia ha riconosciuto quali potevano essere le ricadute negative per il territorio in termini di sviluppo di reti sociali e di servizi, senza considerare le minori opportunità di crescita personale per la gioventù. Bene che ci siano questi fondi, prosegue la consigliera, ma non cambia il quadro di un governo che dimentica volutamente le fasce deboli della popolazione, intendendo come governo proprio quello della Meloni. Si tratta di 700.000 euro, importante sarebbe sapere, conclude, se questi andranno a impiegare nuovi giovani volontarie e volontari oppure no. Alla Sagra del Pesce, 85esima edizione, al Vecchio Cason, lo stand davanti la Banca Intesa, troverai come da tradizione solo ed esclusivamente il servizio al tavolo per goderti la serata senza attese al self-service. Ogni serata troverai 2 specialità del giorno fuori menù. Le opere dell'artista Roberto Carisi e la verve di Enrico Marchesan ti terranno compagnia. Al Vecchio Cason, la tradizione alla Sagra del Pesce di Chioggia.